di essere positivi. Rieccoci, primo Inter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, la tematica ovviamente ultimamente da 3 mesi a questa parte riguarda questo virus purtroppo maledetto che ha colpito il mondo intero, ormai è giusto dirlo, e noi lo stiamo trattando, i numeri stanno dando un po' ragione, speriamo che continuino su questa riga. Andiamo da Elisabetta in redazione, se ha novità Elisabetta. Allora, io ti dico, prima parlavate di mascherine e ti faccio vedere queste mascherine perché adesso anche le squadre di calcio dei vari paesi europei si stanno adoperando per produrre mascherine come gadget appunto per i propri tifosi. Il primo a farlo è la Juventus in Italia. Queste appunto sono le mascherine della Juventus che sono composte di uno strato in ecofibra, lavabili fino a 10 volte e saranno spedite a chi le prenota, insomma, a partire dal 10 giugno. L'università ha fatto le mascherine all'Università di Padova? Certo. Vabbè, ci mancherebbe, quella è stata protagonista di questo grande esempio che Evo. Andiamo con i messaggi, brava Elisabetta. Andiamo a leggere i messaggi, ne passiamo a 4. Buonasera signora Langerini, purtroppo abbiamo chiuso, volevo sapere quando riaprono l'ingresso di nuovi pazienti ovviamente degli anziani, Maria da Verona, e ovviamente domani, ce l'ha detto prima di entrare in trasmissione, c'è un incontro in regione e da mercoledì dovrebbero essere riaperte appunto le case per anziani per poter ricoverare appunto chi ne ha bisogno. Andiamo avanti, volevo dire che se continuiamo a vedere tutte le persone che fanno l'aperitivo, tutti attaccati come è successo in questi giorni, il rischio di tornare indietro c'è, ci vogliono regole dure, speriamo che i sindaci controllino e poi ci risponderanno. Andiamo. Quando riapriranno le scuole, come ci si organizzerà? Metà studenti al mattino e metà al pomeriggio? Purtroppo per molte famiglie italiane da fare lezione online è difficile. Poi ci risponderà il magnifico rettore, questo anche per quanto riguarda l'università, che l'Università di Padova si sta già attrezzando. Intanto noi commercianti siamo ancora senza un euro, tante promesse e poi tutti scompaiono. Quando si riprenderanno, si renderanno conto o sarà ormai troppo tardi? E questo ci risponderà, che sicuramente ne avrà voglia, il segretario regionale Bisato. Allora andiamo con ordine. Per quanto riguarda la scuola, prima durante una pubblicità o prima di iniziare mi diceva che vi state organizzando per settembre quando riapriranno i corsi e ovviamente gli esami. Ci può raccontare anche i nostri telespettatori, magnifico rettore? Sì, noi ci stiamo programmando per riavere gli studenti nelle aule. È chiaro che il problema della capienza delle aule, del mantenimento delle distanze è un problema severo. Noi abbiamo 60.000 studenti e se immagina i flussi e le presenze in aule, inevitabilmente noi dovremo fare i turni, quindi dovremo avere gli studenti presenti in aula, li vogliamo avere su tutti i corsi di Ateneo perché vogliamo che l'università ricominci a vivere degli studenti che si incontrano tra di loro, che incontrano i docenti, però mantenendo le distanze e quindi garantendo una presenza a rotazione. Tema della scuola, però ha ragione la signora, cioè mentre gli studenti universitari quando devono vedere in streaming stanno a casa loro e vedono in streaming e poi andranno a lezione, il problema dei ragazzi invece, dei ragazzini più piccoli, dei bambini, è un problema grandissimo e credo che su questo sarà necessario trovare una soluzione che permetta realmente di riavere tutti i ragazzi in aula. Perché... Secondo lei, Rizzuto, sarà un cambiamento epocale? Cioè, intendo dire, questo nuovo modo di vivere, di cambiare vita da quella precedente, sarà poi il futuro della nostra vita, più rispetto delle regole, meno baci quando si incontra, semplifico la cosa, la rendo banale, però perché sia comprensibile a scuola, meno classe o con molta gente, cioè, sarà un futuro oppure quando sarà passato ritornerà tutto come prima, secondo lei? Ma intanto io credo che c'è una parte che è stata una rivoluzione tecnologica, tutti noi abbiamo imparato ad usare nei numeri grandissimi canali telematici, lo facciamo per lo smart working dei lavoratori, lo facciamo per le lezioni e l'insegnamento. Io credo che l'insegnamento sia di persone con persone di fronte, quindi questo è insostituibile, noi dobbiamo riavere questo perché sia formazione vera. Però non c'è dubbio che aver imparato a usare gli strumenti telematici ci dà molte possibilità in più. Altra cosa invece è la socialità. Io onestamente credo che in un periodo dal quale usciamo spaventati, nel quale tutti noi ci domandiamo ma ci ridiamo la mano, ma ci abbracciamo,
è una parte di socialità irrinunciabile, quindi io credo che quando avremo la certezza che questo non provochi una ripartenza di un'infezione virale drammatica come è stata, però dobbiamo anche recuperare quella parte di socialità che è vita, che è la relazione tra le persone. Bisato vuole rispondere lei e soldi. Sui soldi, se posso fare un'integrazione rispetto al piccolo angolo visuale che viviamo noi dalla potete provincia. Intervenire nel ragionamento qui, studio, sindaco, Presidente, potete intervenire, prego. Infatti su questo aspetto del rientro dei ragazzi a scuola, il sottoscritto e il Presidente della provincia abbiamo avuto modo, io che seguo come delega anche le scuole superiori, abbiamo incontrato in video tutti i presidi delle scuole superiori per cercare di programmare il rientro e si ipotizza, anche se mancano ancora i supporti normativi, insomma il riferimento normativo, ma si ipotizza che tutti i giorni metà classe possa venire a scuola fisicamente e l'altra collegarsi in remoto, come dire in video. E devo dire che non è semplicissimo perché bisogna implementare la connessione di tutte le scuole, bisogna essere tutti performanti per avere un minimo sindacale che permetta a tutti di collegarsi. E poi c'è tutto il tema dei trasporti, già trattato anche in questa sede, perché si possono trasportare meno persone nello stesso momento. Una cosa ad esempio che può essere significativa, tante scuole superiori fanno ginnastica non nel plesso in cui vanno a scuola, ma si devono spostare con un autobus. E quello cosa ne sarà? Cioè, come a dire che siamo di fronte a dei temi che avvolgono altri temi. E quindi sono di una complessità problemi su tale, problemi, insomma, certo. Comunque è un bel momento, anch'io penso che rimarrà la tanta tecnologia, però la voglia di ritornare ad avere un rapporto sociale è fondamentale. Cioè io vedo delle generazioni, i miei figli in particolare, 2 mesi e mezzo chiusi in casa, sono stati bravissimi, perché veramente va detto che sono stati bravissimi e hanno anche avuto veramente il contatto con l'esterno, che prima era deprecabile da parte nostra, sei sempre di fronte a sto cellulare, è stata la salvezza. Però cosa gli manca? È chiaro che faranno presto anche a rimontare, perché a quell'età lì. Certo. Però se io torno indietro con la memoria, a 17, 16 anni, 15 anni, cioè il rapporto con gli altri era la crescita interpersonale, non era tanto le nozioni che apprendevo a scuola. Quindi bisognerà assolutamente, come dire, rimettere in fila sta cosa, perché sono le prossime generazioni. Poi lei che è al governo, arrivano i soldi? La risposta al telespettatore. Allora, sa che su questo non voglio che apriamo una polemica. Non voglio fare polemica, ho letto il messaggio del telespettatore. I soldi ne sono stati messi tantissimi, perché va detto 80 miliardi in due mesi, e sono 5-6 finanziari di sto Stato in anni quasi normali, e ne sta mettendo tantissimi l'Unione Europea ad esempio. Però da qui a dire che tutti i beneficiari, tutte le persone che ritengono in qualche misura di aver diritto ad ottenere qualcosa, l'abbiano visto nel conto o ce l'abbiano in mano, questo è di tutta evidenza che non è successo. Perché non è successo? E adesso lei potrebbe dirmi cosa fate voi per scongiurarlo. No, ma io non è sempre dialettico ed è un piacere. La burocrazia, sto termine burocrazia in cui noi possiamo o farcene schermo e nasconderci dietro sto schermo, oppure dire che bisogna veramente che sia l'opportunità per cambiare il paese. Così come Vo ha di fronte un qualcosa che poteva essere un meteorite che gli casca addosso e lo distrugge, oppure un'opportunità per farlo diventare ritorniamo sempre al solito ragionamento, la burocrazia. Io ho avuto qui in questa trasmissione, quando c'è il coronavirus, esponenti importanti per quanto riguarda il governo, da ministri, sottoministri, sottosegretari, abbiamo avuto gente che si siede sul tavolo di lavoro, e tutti, quando sento un ministro D'Incao, quando sento il sottosegretario Baretta che viene qui da me e mi dice c'è la burocrazia, io mi domando da cittadino, ma porca miseria, mi scusi se uso questo termine, siete voi lì che dovete cambiarla? Sì. Se non la cambiate nemmeno voi, ogni anno viene aumentata, ogni partito l'aumenta, ogni governo, non ogni partito, aumenta la burocrazia, e poi gli stessi che sono lì al governo ci vengono a dire c'è la burocrazia, e se non la togliete voi chi la toglie? Ha ragione, guardi però che è la stratificazione di 20-30 anni in cui a un certo punto succede che in ogni era c'è un momento come dire, l'opinione pubblica ti chiede più regole perché è entrata nel sistema un'ondata di corruzione fortissima che allora dice devi avere più regole per fare in modo. Ma le regole vanno bene, non montagne di regole, ci sono fascicoli per una... Ma solo che non è che dalla sera alla mattina cambi il sistema, però insomma, ha ragione sul fatto che
Ci sono tanti gangli che sono, come dire, da mettere in fila. Mi permetta una battuta che su un aspetto più generale e distante da noi, a cui io credo profondamente, che leggo in queste ore, e riprendo anche chi lo dice. L'Europa secondo me sta facendo molto e rispetto a 2 mesi fa è totalmente cambiato l'orizzonte. È di queste ore, minuti, il fatto che quasi sicuramente quel termine che dovremmo chiamare in italiano, perché altrimenti con i termini inglesi è sempre difficile da capire, e poi sembra quasi che ci metti dentro tutto, che è il Recovery Fund, cioè il fondo per il recupero. Ecco, quello, stabilire che 500 miliardi, per grossa parte, si parla del 70%, siano contributi a fondo perduto, vuol dire che l'Europa sta facendo la sua parte. Ultima battuta, però devono arrivare diretti. Esatto, potrei fare una trasmissione con lei su questo ragionamento. No, ma è bellissimo, perché sento parlare 500 miliardi, 10 miliardi, 80 miliardi, poi viene quello poro Cristo che è il negozietto e che ha bisogno, non le arrivano neanche i 10.000 euro per mandare avanti la baracca. Allora mi chiedo, riempirsi la bocca di 10 miliardi, 80 miliardi è bello, ma poi nella praticità le aziende chiudono, i piccoli imprenditori chiudono, gli artigiani chiudono, e mi chiedo come si fa per risolvere questo problema. Siccome lei è un po', come dire, mi ispira ad essere altrettanto dialettico nei suoi riguardi, però c'è la più grande e importante industria di questo paese, che è la Fiat, FCA Auto, che chiede un prestito garantito dallo Stato di 6 miliardi. Guardi che io non lo leggo nell'aspetto negativo che le hanno chiesti, io lo leggo nell'analisi di quello che può essere successo. Ci sono 350.000 famiglie dentro È troppo comodo però usare questo termine qui, sa. È un alibi che capisco, concepibile, però che qui meriterebbe. Allora cominciamo a non aprire la sede sociale in Olanda e allora facciamo una trasmissione anche su questo e poi da verificare se ha ragione lei oppure se c'è qualche piccolo... Ma era per dire, gli 80 dove sono? Mettiamo in fila 80 miliardi, capiamo cosa sono. Ho capito, i 6 miliardi vanno lì in un'azienda che per il motivo e l'alibi che da tanti anni ha 300.000 di operai, è giusto difendere tutta la classe che ci lavora, chiedono ovviamente dei soldi e vengono dati. E poi sono garanzie, non è mica detto che non sono garanzie, sì, certo, ma ha aperto un discorso che meriterebbe molto più spazio questa puntata. Poi vengo da voi per via della sicurezza, vado però da Maurizio che è con un ospite da molto tempo che è lì. Maurizio, vediamo chi ha portato i microfoni, perché la puntata è dedicata a loro, non ai problemi. È divagato lei con la richiesta? No, è stata una domanda di nostro telespettatore. Maurizio. Rieccoci da Piazza Liberazione in centro a Vo per un altro ospite, questa volta un esercente del luogo, Valentina Benato, che ha una fioreria proprio qui in piazza in centro a Vo e ci racconterà il punto di vista dei commercianti di questo luogo che hanno vissuto ora per ora l'emergenza. Insomma, tu hai vissuto a Vo per tutto il tempo anche della quarantena, nei 15 giorni più duri, insomma. Sì, è stata molto dura perché specialmente quel 21 febbraio ci hanno bloccato dal punto in bianco, da una giornata normale è diventata una catastrofe. Tutti chiusi, il comune è passato per tutti i negozianti a dire chiudete tutto, c'è problema Covid, e nel giro di poche ore ci hanno chiuso. E lì è stato brutto perché non sapevi effettivamente, è una cosa che ci è piombata addosso, però che ci ha anche traumatizzato tutto sommato, perché ci siamo trovati noi e poi c'era solo Codogno ancora in quel momento chiuso, bloccati qui, e avevamo l'esercito che ci controllava, che non potevamo né muoverci né uscire di casa, però... Abbiamo superato quei 15 giorni, poi pensavamo che tutto potesse riprendere, che tutti potessimo riaprire, e invece è stata la chiusura di nuovo, quindi il nostro lavoro si è bloccato completamente. Mi raccontavi prima che le persone, quando sanno che vieni da Vo, insomma, magari anche nelle settimane passate, ti guardano con una certa apprensione, se vogliamo. Sì, ti guardano in modo strano, hanno paura, ci temono, perché specialmente all'inizio, quando parlo del mio settore, la fioreria avevano aperto che si potevano fare le consegne a domicilio, quindi logicamente dovevo andare nei vari magazzini, però ti guardavano come dire sei da Vo, ti stiamo lontana, avevano paura, ci temevano. E adesso piano piano sta passando, però...
livello commerciale invece la ripresa si è sentita effettivamente? Sì, perché fortunatamente le persone hanno voglia di ricominciare, di tornare alla normalità. Di conseguenza cercano di vivere, anche se comunque con i vari dispositivi, le distanze di sicurezza, però di ritornare. Io vedo che i clienti hanno voglia di ricominciare completamente. Tra l'altro il vostro negozio è in posizione centrale e di conseguenza tutti passano per di qui, insomma. E hai visto questa piazza trasformarsi in questo periodo di quarantena, insomma. Ci ricordiamo un po' tutte le immagini di tutti i cittadini in piazza per i tamponi piuttosto che per i test, insomma. È un ricordo che fa parte adesso della tua vita, delle tue memorie. Sì, non si potrà mai dimenticare tutto quello che è successo e quello che abbiamo vissuto. È una cosa che ci ha segnato, ci ha maturato, però ci ha segnato. E questo è un po' quello che tutti i cittadini di Vo condividono in questo momento, che è sicuramente indelebile nella memoria di tutti. Immagino che passerà nella storia il sindaco di Padova, passerà nella storia il sindaco di Vo, passerà nella storia il sindaco, il presidente della provincia, il magnifico rettore, che siete stati quelli appunto del Covid e soprattutto in una regione dove siete riusciti ad ammazzarlo, questo Covid, rispetto a tante altre che non l'hanno fatto. Quindi, come ripeterò sempre, è una cosa davvero straordinaria. Grazie ovviamente al tuo ospite Maurizio, se ne porti delle altre ti daremo la linea ovviamente. Prima parlavamo ovviamente dei soldi, è nata una piccola diatriba con Volo, il governo della Semplifico stanzia i soldi per ovviamente i paesi dove c'è stata questa epidemia, questo focolaio, li stanzia per tutti e poi dice no, però diamo i soldi a quelli che hanno ovviamente fatto 30 giorni di chiusura totale. Vo ne aveva fatti 15, ho detto a Vo non va nessun soldo, nessun denaro, Vo che è stato poi tra l'altro il protagonista di tutta questa storia. Ovviamente è insolta la regione, è insolta il sindaco di Padova, è insolta il presidente della regione e mi sembra che il governatore, faccio confusione tra governatore e Conte, il presidente del Consiglio, ha detto no, ci saranno i soldi anche per Vo. Certo. Quindi l'ha tranquillizzata questa... Sì, mi sono mosso anche tramite ANCI Veneto e l'ANCI Nazionale e ho scritto una lettera a Conte spiegando gli motivi per cui anche Vo doveva essere incluso in questo ristoro per le spese sostenute e anche per la perdita, diciamo, del nostro territorio di ingenti introiti. E quindi l'ha detto pubblicamente che verrà dato a tutti e quindi verrà dato anche a Vo, che ci mancherebbe altro che proprio a Vo non venisse dato. Insomma, mi sembrava una cosa di una pazzia unica, invece Pisato gliel'hanno dati anche a Vo. Io l'ho detto fin dal primo giorno che ero assolutamente, prima ancora che uscisse il provvedimento, che era da implementare anche con parte del Veneto. Ci mancherebbe, qua non è che va fatta una statistica dove ne sono morti di più, ne sono morti di meno. Tutto è partito da Bergamo in conseguenza del dramma successo lì, l'abbiamo visto tutti, abbiamo accolto le bare a Padova, però non può diventare una scaletta a quel punto che esclude qualcun altro. Certo. Oggi il governatore, tra le altre cose, ha fatto vedere anche un video che noi stiamo pubblicizzando come tutte le emittenti anche i social, ovviamente inerente a questi ragazzi giovani che un po' si sono un po' sbragati, uso un termine universitario, durante il weekend per la famosa Movida, Padova e poi tantissimi altri, abbiamo visto Napoli, Milano, davvero Brescia, ne abbiamo visti tutti i colori. Ha fatto questo video che ha seguito ovviamente anche le parole del presidente della provincia, che si è arrabbiato anche lui in un video, pure lui. Andiamo a vedere quello del governatore che ha diramato oggi. Basta poco, qualche centimetro in meno, una svista, una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori.
Ecco, speriamo che i giovani soprattutto, perché tutti ne parlate bene, è giusto che sia così, però i giovani in questa fase un attimino hanno avuto un comportamento non esemplare, mi auguro che ritornino nei propri passi e capiscono un attimino che va a intaccare oltre alle loro problematiche anche quelle di chi non ha assolutamente colpa, perché questo virus. I ciclisti. Poi vengono da lei, vado in pubblicità, poi vengono con i ciclisti, che lei è arrabbiato con i ciclisti. Arrabbiato, Ho fatto un servizio anche sui ciclisti, andiamo perché è arrabbiato con i ciclisti che vanno senza mascherina. A tra poco.